un attimo che è indeciso. È indeciso. Quello... Allora, scusa. sei un birichino, Sì. Gli occhi della Gioconda. Sì, come no. E invece gli occhi della Sweet Brombetta come sono? Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Manga. Sì. Tutto abbastanza bene, Sì. diciamo. Ah, perché? Diciamo Che è così. successo? Avete litigato? No, anzi, lei è sempre molto dolce. Sì? Lei è sempre una tipa picci picci, poci poci. Ah, sì? Ah. Mi fa sentire come il presidente del consiglio del 2000-2001. Cioè? Amato. Ma dai, ma per piacere. Quindi non è diciamo hai che tanto non ho da- nulla da rimproverarle. Sì, sì. Ma sono io il problema, sono io che non sono più il Sandrone di prima. No. Sono io che non so più cosa voglio. Ah, Cioè, so che sono io anche se non ho letto Freud. So come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi. È uno dei miei limiti. Io per un niente vado giù e se ci penso mi dai brividi. Ti ho detto no. di mirare, l'amore spacca il cuore. Sì. Quindi spara, Spara, amore. Instrumental! Vogliamo che ci spieghi un pochettino meglio. Scusa, avete ragione, è che mi sento scosso, agitato O, un po' nervoso A. Sì. Mi sento proprio un gran coyote Ecco. che sfugge allo struzzo che c'è in me. Ecco. Perché dici così? Cioè, cos'è successo? Allora, Sì. ti spiego. Oh, Sì. Da dai. una parte c'è lei, Sì. Sweet Bombetta G, che G sta per sappiamo. quello, la sì. mia Sweetly, Sì, Sì. Sweet. che mi ama senza condizionale. Ah, sì? E anch'io la amo e la adoro come la pappa del pomodoro. Sì, certo. Ma da qualche giorno il mio amore per lei è sì. messo a dura prova dal canto delle sirene tentatrici di un'altra ragazza che mi scrive su www.c'eunabombaancheperte.it No. che è il sito dove ho conosciuto Sweet Bombetta ce lo G, ricordiamo. che G sta per Sì, Gianna lo sappiamo per questa Non ci posso credere. e mi sta tentando come un serpente nel giardino dell'Enel. Ma l'Enel, non l'Enel, No, che metteva guarda la luce. Guarda che a lei ne hanno fatto un giardino bellissimo e l'altro giorno hanno cattato un carbonato. Ah, scusa. Vabbè. Ma dici, questa quindi ti scrive? Mi scrive in continuazione. Ma dai. pensa. E il problema è che sono messaggi espliciti Uia. e corredati da sue fotografie che mettono a dura prova i miei grandi ormi. Chi sono i grandi Gli ormi? ormoni. Ah, gli ormoni sono i grandi ormi, vabbè. Finora Sì. ha prevalso la mia parte razionale. Bravo. Bene, E non ho bene. mai risposto, non voglio infilarmi in quel pertugio pieno Sì. di insidie, tentatrici, tentacoli e lussuria. Addirittura. Non voglio mettere a repentaglio la mia relazione con Bromby. La chiamo così in intimità. Bromby. sì? Non voglio rischiare di perderla. Ah, bravo, va. Sadrone, dai, complimenti. Così, Però, Così così si fa. si Così fa, si dai. fa. Cosa però? c'è anche la mia parte razionale vaffanbuono che mi tenta come Lucignolo con Pinocchio. Ah, sì? E siccome non sono mica fatto di legno, mi ritrovo a ripensare spesso a quell'altra e davvero? quindi mi sento come quando scendi giù dalle caffetasse. Cioè? Molto scombussolato. Eccoli. Cavoli, la questione è piuttosto seria. Però ci piacerebbe sapere com'è sta ragazza. Bravo, Allora, bravo. se ti rispondesse la mia parte razionale, Sì. la risposta sarebbe sì carina, ma Sì. l'aspetto non è tutto e io poi ho già Sweet Bombetta G che G sta pensando. Sì, Sì, lo sappiamo. Se invece a risponderti è la mia parte Sì. razionale, non stracciarmi il sacchetto dei gioielli di famiglia per piacere. La risposta sarebbe Orbone chiama Houston, rispondi Houston. Orbone chiama Houston. Houston, abbiamo un problema, rispondi Houston. Vabbè, ci sveli come si chiama sta ragazza? Allora, il suo vero nome non lo so, ma il suo nickname è quel gran pezzo della G, che G sta per Gianna Ubalda. Grandissimo Sandrone. Ciao Sweet Bombetta G, che G sta per Gianna Ubalda. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.